bosco avanza, questo è un dato di fatto. L'Italia si sta rimboschendo, non parliamo degli Appennini, parliamo anche delle nostre Alpi. Poche sono le regioni dove le amministrazioni hanno avuto delle attenzioni particolari nel mantenere attive queste strutture. Adesso la situazione si è un po' stabilizzata. C'è un'attenzione particolare rivolta perché si pensa adesso a un'agricoltura non più intensiva ma estensiva con dei prodotti di qualità. Perciò io vedo un futuro, ci deve essere un momento di collaborazione diretta tra gli amministratori, fornendo loro dei servizi ai malghesi e i malghesi i quali però devono impegnarsi a fare il loro lavoro correttamente, cioè saper fare i casari e mantenere i prati puliti dagli infestanti, tanto per capirci.